Perché? Perché la mia ragazza è uscita di casa senza le chiavi di casa, quindi significa che quando ritornerà, e sono sicuro che ritornerà a breve, le dovrò andare ad aprire. E quando le dovrò andare ad aprire e citofonerà, sarà magari una partita che sto vincendo. Una B3. È arrivata, vado! Vado! Buongiorno amici di Matto Scacco, oggi nuova puntata del gioco finché non perdo. Questa sarà una puntata esilarante perché? Perché la mia ragazza è uscita di casa senza le chiavi di casa, quindi significa che quando ritornerà, e sono sicuro che ritornerà a breve, le dovrò andare ad aprire. E quando le dovrò andare ad aprire e citofonerà, sarà magari una partita che sto vincendo, in cui avrò poco tempo, il tempo sarà letale. E perderò quei 40 minuti, un minuto, quei 40 secondi barra minuto per aprirgli la porta. Quindi sarà particolarmente carino. Andiamo a fare partite finché uno non ci saccagna per bene. Abbiamo sui 1900 punti. Andiamo a fare il nostro sistemino colle per giocare velocissimi. Attenzione a questo avversario. Questo avversario che cosa fa? Attenzione, non si sa. Non si sa che cosa fa questo avversario. Uno di quegli avversari che può fare qualsiasi cosa. Va bene, facciamo l'arrocco. Facciamo un rocchino, attenzione a questa spinta, teniamola. Intanto novità in casa Matto Scacco, sta per uscire il corso più completo mai realizzato sulla difesa Nimzo indiana, fantastica, realizzata dal maestro Fide Paolo Formento. E qui ora dobbiamo capire un po' come giocarcela, così. Perdiamo un peso nella flacca. E quindi sta uscendo il corso sulla Nimzo indiana, 7 ore e mezza, qualcosa di folle. Poi sta uscendo il libro di Andrea Stella da 1500 a 1800 e poi tante altre cose. Metto il cavallo qui. G4, G5, come te la vedi? Troppo tamarra? Un po' tamarra lo è, però d'altronde il nostro istinto è quello, no? Attenzione sempre a questa spinta, raga. Attenzione sempre a queste spinte. Teniamole prima che la cosa diventi tosta. Allora, io sto spostando tutti i miei pezzi sull'ala di donna, quindi il mio re è completamente da solo. Quindi se mi arriva un attacco sul re è la fine. Alfiere F5 devo giocare. Alfiere F5, G6. D5. Si può giocare D5? Si può giocare, per carità, Per carità si può giocare. Una alla volta, per carità. Però se ti gioco questa forse è meglio. Premo la colonna D. Se vai col cavallo c'è il pedone arretrato. Mi attacchi momentaneamente l'alfiere, ma alfiere 2. O alfiere F1, forse ancora meglio. Alfiere 2. Alfiere 2 anche. Controlla bene, no? Questo pedone qui non è un gran pedone. Secondo me non è un gran pedone. Donna F5 credo che sia una buona mossa per la donna. Donna F5. La donna si attiva. Questo alfiere si è magicamente attivato e c'è pressione su questo pedone. Quindi, caro amico spagnolo, caro amico ti schifo, diceva qualcuno. Ok, mettiamo la donna qui. Vorrei togliere il cavallo il prima possibile per far comunicare questa torre con quel pedone. Ecco, solo che devo capire dove metterlo. Se lo metto qui. Se lo metto qui il cavalluccio. Se lo metto qui perdo un pezzo semplicemente. Se lo metto qua, lo posso mettere qua e lo metterò qua, dai. Scelto. Ovviamente se mi cattura così vado con l'alfiere, attacco tempo sulla donna. G6 non può giocare altrimenti perde il cavallo. La mia regina, non dico che è quasi in trappola, ma... Quindi ora posso fare questa mossa. Non posso più fare quella mossa, però posso giocare magari torre qua. Cosa te ne pare di torre qua? G6 ora la può giocare. Ora G6 la può giocare sul serio. Torre lì. Ma torre lì con raddoppio... Potrebbe intrappolarsi la torre lì? Torre qui? Potrebbe intrappolarsi? Non lo so.
Potrebbe intrappolarsi, sì. Cavallo F6 forse. Va bene, dai, diamo un po' di sprint, se no questa la si perde per il tempo. Quindi su questa ce ne andiamo qua con la donna. Quindi rimaniamo sul pezzo. Rimaniamo sul pezzo e... vai, raddoppio. Su G6 dicevamo forse F4, no? Per rimanere sull'ala D, altrimenti mi tocca tornare indietro qua, sarebbe secondo me un peccato ritornare lì con la donna. Quindi sto qui, se lui si espande vado qui, rimango sempre più o meno nei paraggi del suo re. Questo è quello che sto pensando in questo momento. Raddoppio di torre è l'unica cosa carina che mi viene in mente di fare in questo momento. C'ho un sacco di tempo in meno rispetto a lui. Adesso cosa cercherai di fare? Non sa che non ho idea. E quando non capite le mosse dei vostri avversari è sempre un problema, ragazzi. Sempre un problema. Ah, ok, mi ha tolto questa possibilità. Se vado qui G6, me ne vado qui. Posso andarmene qui. Posso andarmene qui, così do anche un'occhiata qua. Questa, torre, non c'è nulla di che. Su G6 me ne vado sul nero e poi me ne sto abbastanza tranquillo in G3. Poco tempo, pochissimo tempo, tanta pressione qua, ma lui c'ha l'alfiere. Questo è inchiodato in realtà, questo cavallo. Anzi, in realtà c'è scacco, quindi lo può fare. Cavallo per cavallo scacco, quindi lo può fare. Devo capire come mettere al meglio i miei pezzi. Di sicuro non cambio il cavallo, altrimenti lui porta il cavallo in gioco. Penso che farò una mossa d'attesa bellissima. Ok, farò una mossa d'attesa bellissima che è questa. Mossa d'attesa, proprio becera, becerissima per passare la palla. G6, vengo qui, cavallo F6, vengo qui, cavallo H5, re H2. Regina H2. Togli il cavallo da qui. Togli il cavallo da qui. Ok. Cavallo G6. Ok, veniamo qui. H5, H2. Ah, questo doppio mi mancava, eh. Questo doppio non l'avevo visto, sincero. Sinceramente, proprio. Sinceramente, quando è successo... Bravo, bravo. Hai fatto bene perché sto giocando molto passivo, quindi questa è veramente la giusta punizione per queste cose. Questa è la giusta punizione per queste cose. Vediamo se riusciamo a fare questa roba. Vai di torre? Eh sì che vai di torre. Ok, credo che l'alfiere qui potrebbe essere forte, potrebbe essere molto forte. Quindi ho possibilità di giocarmela, C'ho la qualità in meno, ma questo alfiere è un mostro, quindi va bene così. Attacchiamo qua. Posso attaccare qui. La torre deve uscire da qua, ma non riesce a uscire, quello è il problema. E quello è il problema, che non riesce ad uscire. Mossa d'attesa. C'ho questa che attacco qua. E appena tolgo la donna ho F4. Magari non la vede, magari pensa che voglio proteggere lì. Esattamente, eccola qua. Arrivata, è arrivata. È arrivata la punizione divina, mamma mia. Mamma mia, che punizione divina. Con una distrazione, con una mossa che sembrava facesse altro, invece. E adesso è lui che se la prova a giocare. Adesso è lui che se la prova a giocare, capito? Ok, io attacco con tutte le mie forze F7, te lo dico. Anzi, subito questa, così non ci pensiamo più.
Mm. Ok, teniamo qua. Re. E ci prendiamo questo con tutta calma proprio. Con tutta calma. Con tuttissima calma. Con tutta calma. Con tutta calma. 20 secondi, non troppa calma. Questa è la prossima. Cambio di donne. Forzato. Vai. Questa è vinta. Questa è vinta. Ok, ci prendiamo anche questo pedoncino, giusto per... Ok. Sportivo, l'amico che ha abbandonato. La prima sudata perché questa l'aveva giocata bene lui all'inizio. Ha preso poi l'errore di distrazione. Quindi va bene. Andiamo, nuova partita. E lo spagnolo è andato. Adesso è il turno dell'indiano che si becca la Liekin. Quando ti becchi la Liekin non è che puoi troppo stare a giocare. Non puoi. Non puoi. Cos'è che ho sbagliato io qua? C'è qualcosa che non mi torna, sapete? Ho sbagliato qualcosa da qualche parte. Temo di aver sbagliato qualcosa da qualche parte. Ok, attacchiamogli. Questa mi piace tantissimo. Ma tantissimo. La faccio. Era troppo bella per non farla. Era troppo bella. Questa anche è troppo bella. Troppo bella. Mamma mia, sono un folle. Uff, uff. Sono un folle totale. Ok, cavalluccio. Arrocco lungo tutta la vita. Alfiere 6, arrocco lungo. Anzi, alfiere è qua. Così lo rimanovro qui. E se lui arrocca lungo... Ma non arrocca lungo. Ha arroccato lungo sul serio. E allora niente. La tentazione di metterlo qui è tantissima. Perché dà uno sguardo qua. Hai capito? Qui si espande. Metto qua. Vabbè, dai, anche qui va bene, dai. Sta manovra non è mai sbagliata. Va bene, lui sta cercando un po' di rompermi le balls. Ok, torre controlla. Va bene. E adesso eccola la manovra che dicevamo, no? Tanto il cavallo inchiodato. E bisogna capire, adesso a breve bisogna trovare un piano di gioco. A brevissimo bisogna capire cosa farà questo cavallo nella sua vita. Credo che Re B8 la faccio appena possibile. Non ti fai fare questa sul serio? Donna B3. È arrivata, vado! Vado! Aiuto! Eccomi, cosa è successo? Cosa è successo? L'ho messa lì. Forse non ho perso troppo tempo. Qui c'è della tattica, lo vedo, proprio lo sento nell'aria. Intanto ci abbiamo questa. Questa va fatta intanto. Questa va fatta. Se giochi qui perdi C3. Davvero? Eh sì, davvero. Va bene. Va bene. Che corsa infinita che ho fatto. Che corsa infinita che ho fatto. Qui spingo il pedone. Di bestia proprio. Mi piace la posizione. Mi piace molto. Mi piace moltissimo. Ok.
Cavallo, aspetto solo che il cavallo vada qui. Se no io catturo, cambio di torri, sto da Dio. Questa mi piace meno, per esempio, vedi? Se io spingo e ti do quasi matto, spingo, tu catturi qui con l'alfiere, scacco, vai qui e non è quasi matto per niente. Però questa, e poi c'ho questa in realtà. Forse c'è più che fare torre qui, che me ne faccio di torre qui? C'ho questa. Tu c'hai un perpetuo, devo capire se lui ha un perpetuo, perché io intanto c'ho questa intermedia. Anzi, con la donna e poi riprendo il pezzo. Sì, ma sai che sono un genio. Scacco. Cioè, in teoria c'ho +2, ho guadagnato un pedone da tutto ciò, ma neanche Carsen vede ste cose, raga, neanche Carsen. Andiamo dietro a questo pedoncino, che adesso lui cercherà di attaccarmelo, quindi vedrai, raddoppierà le torri qui sopra. Ma io c'ho questa. Tu appena raddoppia se vuoi. Raddoppia pure, amico. Io c'ho questa. E c'ho anche questa minaccia. Hai capito qual è la minaccia che c'ho io? C'ho questa. Tu vieni qui, io ti gioco scacco e torno in difesa. Mamma mia. Mamma mia! Che padronanza del finale. Mamma mia. Con 1 minuto e 33. Ma di cosa stiamo parlando, ragazzi? Di cosa vogliamo parlare? Mamma Robin, adesso sale con l'altra torre e fa un matto della scaletta. Fa un matto della scaletta. Questo scurnacchiato di Robin, hai capito? Attenzione, il suo re è veramente alle strette. Il suo re è veramente alle strette. Il suo re è veramente alle strette. Tu torre qui, potrei fregarmene. Che cosa non ho visto? Che cosa non sto vedendo? Abbandona. Mamma mia, anche andando a aprire il citofono alla sua ragazza, vince la partita. Mi chiede la rivincita, ma il format lo impedisce. Il format devi giocare sempre con nuovi avversari. Quindi, bevutina che c'ho un po'. Guarda, le fauci secche. Inarrestabile Robin, anche senza la sua tutina, che gliel'hanno rubata. Anche senza la sua tutina, voglio provare a fare difese innovative. Voglio provare a fare difese totalmente innovative. Non mi fai innovare tu. Non mi fai innovare tu. Ma questa cosa diventa? Un fegatello questo. Questa diventa una viennese questa. Una viennese diventa. Una viennetta. Mizzica che è buono il gelato viennetta. Strabuono. Ma se io ti gioco immediately questo, così. Chiedo per un amico. Se io ti gioco immediately questo, cosa succede adesso? Ah, succede questo, ok. Non sto meglio io? Non sto meglio io. Così. Ah, questa inchiodatura mi dà un po' noia se la fa. Meno male che non l'ha fatta, meno male. A 6 la prossima e poi a Rocco, perché solo lui mi fa lo stesso giochino a me. Boh, sto a posto per tutto il resto della mia vita. Adesso tu mi giochi questa. Ma va bene tutto toda la vita. Va bene toda la vita. Catture di donna, ok. Va bene, io ho l'anima in pace. Sono stato onesto con me stesso. Quindi non ci vedo nulla di male in questo. Su questo ti faccio venire qua. Allora, prepariamo un D5 a questo punto, direi, perché qui occorre preparare un D5. Cavallo qui. Come la vedi cavallo qui? Io la vedo solo che bene, perché mi permette di fare F5 e mi permette di andare nella casa F4, quindi tutto molto bene. Questo me lo impedirebbe di andare qui subito, però C6 e tu verresti qua. Però io F5, che era l'altra mossa, diciamo, che mi piaceva parecchio, no? Quindi perché non farla? Non vedo controindicazioni.
Posso... Se cattura... attenzione, se cattura arriva a G4. Attenzione, se cattura arriva a G4. Quindi non si può fare immediatamente in realtà. Se catturo di torre questa, sacrificio questo, cazzarola, non posso farla. Sai che non posso farla? Ho fatto una cazzo. Ho fatto una cazzo. Non posso farla. Non posso farla. Porca vacca. E devo giocare C6. Su C6 c'è questa, torre qui, mi catturi qui, vado con la donna. E arriva a G4 addirittura. Però su G4 poi c'ho veramente il cavallo che è un mostro. Ah, questa sì, se fa questo sono problemi seri. Se non la fa gioco io F4 immediately. Sapete cosa vuol dire? Voce del verbo immediately? Vabbè dai, appena me la fa ci sei proprio. Non so cosa sta pensando, magari ha visto cose che non sto vedendo. Però su questa alfiere c'è G4. O hai visto cose che non sto vedendo. Ci sei. Ma se io me ne frego di questa torre, ci sei. Tu vieni qui, me ne frego della torre. Me ne frego della torre. Ma anche se me ne frego della torre... Me ne frego della torre e gioco questa. Me ne frego della torre e gioco questa. Tu ti prendi la torre. Io mi prendo l'alfiere. Tu ritornerai qui per salvare il cavallo. Sai che voglio fare sta mossa alla Tal? La voglio fare. La voglio fare. Ho deciso che la voglio fare. Dato che la torre qui è totalmente inutile, il tuo cavallo da qui, praticamente ora che ritorna in gioco, perdi un sacco di tempi, la voglio fare. Ho deciso che gioco così. Ho deciso che gioco con la cazzimma. Questo è un sacrificio non di lungo termine. Ah no, non ha voluto prendere. Non ha voluto prendere, ragazzi. Ma sai che se mi metto sul bianco mi piace? No, non mi piace. Hai capito? Hai capito la situazione? Cioè, c'era la torre gratis, ma non l'ha presa. Cioè, non ha voluto prendere il mio sacrificio. Torre secca, più 5 punti. Il nostro amico non crede nel materiale, ma in realtà era meglio di torre. In realtà era meglio di donna. Era meglio di donna. Adesso questo ce lo pigliamo. Scusa, non sto tanto bene così. Mi minacci, me ne vado via con tempo sulla donna. Donna che la tua viene qui, donna tua, mortacci tua. Secondo me non succede nulla di particolare, o no? E se te ne vai, devi andare con la donna qua. E adesso ti arriva anche il raddoppino. Il raddoppino, anche qui non te lo toglie nessuno il raddoppino. E se tu giochi questo, perdi F2. Quindi vedi che alla fine, questo piano malefico alla Tal, con sacrificione di torre, non accettato, rifiutato, è andato a buon fine. Ci prendiamo e ci prendiamo. Qui è obbligato a catturare, altrimenti perderebbe la torre. Sto facendo un pre-move, quindi ho già scelto qual è la mia prossima mossa. Più 1 di materiale. Potrei giocarmela per cambiare tutto. Più 1 di materiale. Oppure potrei tenere in gioco le regine. Però dove la metto questa regina? La metto qua. Si può fare, eh? Si può fare. Tu vieni qui. Facciamo così, senti a me. Senti a me. C'ho anche questo, c'ho. Devi andare di cavallo. Devi andare di cavallo. E io metto la torre su colonna aperta. Se vai di re c'è questa e ti prendo questo, scacco. Devi andare di cavallo, dai. Va bene. Su questa minaccio l'entrata in 7. Secondo me è andata bene così. Non l'avevo vista fin qui, ammetto. Scacco. So perché si è fatto prendere sto pedone gratis. Perché se cade questo, secondo me cadono un po' tutte le sue speranze. È vero che lui adesso c'ha questa con attacco qui, ma io spingo. Ok, io c'ho questa. Tu fai questa e io vengo qua. Non credo ci siano troppe... Tu vieni qui con il cavallo. Bene. Ma se spingo? Tu vieni qui. Io ti attacco qua. Secondo me, allora, torre F6 credo sia un po' passiva. Credo sia un po' passiva torre F6.
Potrei spingere. Tu vieni con la torre qui, io vengo qua. Sì, è un po' passiva. Andiamo così. Andiamo così, è un po' passiva. Ovviamente non può venire subito con la torre qui, c'è il mio cavallo, quindi prima mi minaccia il cavallo. Ok. Oh no! Oh no! Torre F6 all'alba di tutto ciò era giustissima. Non ci posso credere, raga, ho perso la torre. Ho perso la torre come un pollo. Come un polletto Valle Spluga. Non ci posso credere, raga. Che brutta fine. Avevo fatto il fenomeno. Cioè, dopo un sacrificio di torre, alla fine si vede che questa torre gliela volevo proprio dare. No, non ci posso credere che questa finirà così. Vai, pedone. E tu mi vuoi dare scacco matto. Cavallo qui e torre qui. Non ci posso credere. Non ci posso credere, raga. Che brutta fine. Che bruttissima fine. Madonna. Sapete che ancora non ci credo? Ancora non ci credo. Pedone. E donna scaccomatto. Bravo. Pirla io, bravo lui. Ragazzi, finisce qui questa puntata. Purtroppo credo che era partita vinta. Come ho fatto a non vederla? Ecco, io ribadisco. Quand'è che voi commettete un errore? E lo parlo anche per me. Si commette un errore quando date una spiegazione alla mossa dell'avversaria diversa rispetto a quella che è. Questa mossa è sia un attacco doppio che minaccia sia questo pedone che lo scacco come è andato in partita, ma io avevo dato subito e solo per scontato che questo cavallo minacciasse il pedone di 6, quindi non ho minimamente pensato ad altre possibilità. Capite? Chiaro, una partita a tempo lungo l'avrei vista, ma così di colpo il mio istinto mi ha detto guarda questo cavallo è arrivato qui per attaccare questo pedone. In realtà la vera minaccia era questa e si perde per forza la torre. Niente raga, è andata. Robin è stato derubato anche stavolta, molto derubato, ma ci vediamo alla prossima.